Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, allora, contro la Cremonese quali possono essere le principali insidie, atteso che è una squadra, se non la più attrezzata, una sicuramente delle più attrezzate del campionato cadetto? Hai detto bene te, secondo me la squadra con una rosa più completa, è una squadra sicuramente che alla lunga, e lo si vede già nelle ultime 5 partite che hanno fatto, subendo solo un gol e vincendone 4 su 5, è una squadra completa con dei giocatori con una base italiana forte, giocatori che conoscono benissimo la Serie B, compreso l'allenatore che hanno preso dopo Ballardini. Quindi io penso che è una partita che ci sarà da soffrire per poter portare a casa un risultato positivo. E d'altronde il Venezia ha dimostrato più volte nel corso di questa stagione di saper anche soffrire. Sì, deve essere una caratteristica, penso, che devi avere per affrontare questo campionato, perché tutte le partite sono una diversa dall'altra, però tutte le rose di questo campionato sono importanti, ma lo si vede nella storia del campionato di Serie B, no? Anche quelle che sono in basso, facciamo l'esempio adesso dello Spezia, che è sotto, però è una rosa importante che quando l'affronti ci sono sempre delle insidie, quindi tutte le squadre ti possono mettere in difficoltà, ma questo è il bello della Serie B. Tornando alla Cremonese, parlando dei singoli dei prossimi avversari, appunto, quali sono i giocatori che vi potrebbero impensierire maggiormente e come si fa a contenerli? Ma ce ne sono talmente tanti che alla Cremonese che è difficile, devi fare una grande prestazione di squadra, cioè non puoi pensare a un singolo, perché se pensi al singolo Coda, Vasquez, Castagnetti, Zanimacchia, Sernicola, sono tutti giocatori di un certo spessore che hanno fatto la Serie A l'anno scorso e sono giocatori importanti per la Serie B. Quindi noi dobbiamo affrontare, come tutte le squadre, che affrontiamo sempre attraverso l'organizzazione, il collettivo, e noi non possiamo basarci sul singolo, cioè noi ci dobbiamo basare su quello che è un'organizzazione e il collettivo della nostra squadra. E il Venezia come sta, intendo dire? Ci saranno dei recuperi e c'è qualcuno che non è proprio a disposizione? Ma abbiamo recuperato Sverko e Zampa e questa è una cosa importante, e gli altri sono lunga degenza come mi ha sempre detto, con Joronen che si è fermato nel riscaldamento, Paolo settimana prossima penso che piano piano inizierà a fare qualche cosa con noi, quindi siamo vicini al rientro, e Svoboda sta lavorando bene, e lo stesso vale per Olivieri e Ides. Senza nulla voler togliere a Poyampalo, ci mancherebbe, però tu avevi detto bene se segna Joel, però è giusto che tutta la squadra dia un contributo. Segnano anche i difensori, per cui direi che questo messaggio è stato ben recepito. Ma se vuoi diventare grande, l'ho sempre detto, non puoi basarti solo su un giocatore, perché dopo c'è il pericolo che se questo giocatore si ferma, anche tu ti fermi con i risultati. La nostra organizzazione, la nostra costruzione è quella, e la nostra crescita è passata proprio da questo. E sicuramente andando a rafforzare la rosa e avendo sostituti di valori, ma soprattutto andando a cercare in zona gol con altri giocatori in più, quindi il calcio questo è molto determinante. Ne sono molto contento di questo, perché possiamo anche aspettare Joel con pazienza. A proposito di singoli, è tornato Jaialo, ecco, sicuramente è sempre stato considerato un po' un faro del centrocampo. È ben vero che in sua assenza i ragazzi pur giovani si sono fatti valere, però è sicuramente un'arma in più uno come lui. Assolutamente, i giocatori di una certa esperienza sono sempre un'arma in più, però devo dire che faccio i complimenti a quelli più giovani perché hanno saputo sostituire un grande giocatore che non è facile. Oggi abbiamo la fortuna di riaverlo e sicuramente penso che sia un giocatore importante per questo Venezia.